col nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore e nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sua America? America, 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 lei è un bel massolino de fiori. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. Adesso noi parliamo la nostra lingua, il veneto, che adesso non è più un dialetto, no? Veneto è una lingua e allora possiamo parlare la nostra lingua, con quelli d'Italia, quelli che non capiscono che la studia, vero? Mia vera? Sì. Sono studenti, alunni delle università là di Padova, di Vicenza, di Venezia, e che studia per imparare come noi altri, come imparare col nonno e la nonna, perché loro ormai la via, i ragazzi, i giovani parla poco, e ne è qualcuno che sa parlare. Dopo che ascoltiamo il 20 tardi a fare la predica, vero Alessandro, no? Sì. Vero? Dopo loro lui parla, perché se no altri tutti quelli che sa parlare. In Veneto fa prediche qua, stiamo qua tutto il mese, e allora mettiamo solo un di loro per parlare. E mi sì, perché te sei un prete, anche lui sempre quel che parla. Ecco allora, potete sentarvi su adesso? E adesso, perché la nostra America sia proprio un bel massolino dei fiori. Non faremo applausi, ma sì orazione al Signore che continua a vedere i cammini tutta questa gente coraggiosa. Preghiamo tutti insieme alla Santa Messa. E allora sti anni era le nonne che dicevano le ore di pregare il rosario, che bello sentire i bambini dire e chiamarvi tutti noi altri a pregare la messa. Allora in piedi preghiamo tutti insieme, accogliendo a tutti quelli che vengono d'Italia, quelli che vengono da Relvado, di Antagorda, di Putinga, di Ilópolis, di Lagiado e quelli di qua. Tutti insieme siamo una famiglia italiana che prega come i nostri nonni mi hanno insegnato e come i tosetti mi hanno mandato. E allora preghiamo così. Nel nome del Papà, del Figlio Gesù e del Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Papà, la protezione della Madonna e la comunione del Spirito Santo sia con tutti voi. Chi ha il libro, pagina 14, è vero? Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, bisogna domandargli perdono dei nostri peccati al Signore e anche alle persone che a volte succedono tanti sbagli tra di noi altri, certe errori a volte, anche bestemmie, invece di ringraziare il Signore. E allora adesso, domandando del perdono, cantiamo.
onnipotente nostro Signore abbia misericordia di noi e perdoni i nostri peccati e ne porti a tutti alla vita eterna. E adesso allora? Adesso allegri ringraziamo e lodiamo il Signore per la vita, la storia e gli insegnamenti dei nostri genitori, cantando in gloria, numero 14, pagina 35. fratelli e sorelle. Signor Dio, noi siamo qua tutti contenti insieme per lodarvi volentieri e ringraziarvi, perché che ha dato salute, pace e amore alle nostre famiglie e la concordia con i vicini e gli amici. Vi ringraziamo perché che amparai i nostri antenati quando se venesti dall'Italia. Allora che ha dato la sua vita per noi, dega il paradiso, e a tutti noi demme la forza della fede e dell'amore. Ve lo domandiamo, Papà, per mezzo di Gesù Cristo, in unione con Spirito Santo. Amen. Potete sentarvi per ascoltare la parola. Ora. La comunità, in nome della grazia che il Signore mi ha dato, vi dico a tutti gli altri, non state farvi orgogliosi a voler essere di più di altri, ma guardate vivere modestamente di accordo col grado di fede che Dio vi ha dato. Guardate come c'è un corpo che ha tanti membri e ogni membro ha una funzione diversa. Stesso succede con noi. Se anche siamo tanti, formiamo un solo corpo in Cristo e ognuno la volontà è membro di altri, ma abbiamo qualità diverse di accordo con la grazia data a ognuno di noi. Chi ha il dono della profezia, disimpegnalo con fede. Chi ha il dono del lavoro, che lo aiuti gli altri. Chi sa insegnare, che li insegni. Chi sa raccomandare, che lo raccomanda. Chi sa far carità, che la paga con semplicità. Quelli che comanda, che lo fai con impegno. Quelli che opera la misericordia, che lo fa con allegria. Le parole del Signore. Grazie a Dio. Cantiamo il Salmo numero 21 della pagina 37. Alleluia.
Signor sia con vostri. Lettura del Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca. Gloria a voi, Signore. E adesso potete sentarvi. Mi chiamo 37, una fa di Maria, una di Isabella e anche l'angelo. Volevo ascoltare il Vangelo che parla della storia, del fatto di Maria che va a trovare sua cugina Isabella. Dopo che l'angelo se andò via, Maria si pareggia, ciappa sulla mala, il ferrao e parte con pressa per andare a trovare sua cugina Isabella sulle montagne di Giudea. Quando si è arrivata, la ga salutare sua cugina. Subito il bambino di Isabella si è arrabaltato nella sua panza e la si è restata piena di Spirito Santo e la ha detto: Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo ventre. Será che posso meritare la visita della mamma del mio Signore? Perché subito che te me quer saludar, il popinho ele saltar contento la mia panza. Felice quella che credeste, perché vedremo succedere le promesse del Signore. E allora Maria che dice: La mia anima proclama la gloria del Signore e la è contenta col mio Salvador, perché il gas bassà e oggi fin d'umiltà s'osserva. De qua avanti tutti mi saludarà, perché il Signore mi ha aiutato. E suo nome è santo, e sua misericordia è per tutti quei che lo rispettano. Lui fa miracoli con le sue mani, para via i superbi dei cuori, rabalta i poderosi delle sue carreghe, e tira su i poveretti. A quei che ha fame gli dà de mangiare, e assa con le mani vuote e si ori. Gli aiuta a Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai antenati, a favore di Abramo e de suoi figli per sempre. Maria è stata più o meno 3 mesi con sua cugina, finché se nascesse Giovanni Battista, e dopo è tornata alla sua casa nella città di Nazareth. Questa, fratelli e sorelle, è la parola della salvazione. Poi viene rento l'angeletto, Maria e Isabella anche, e che sciocchiamo le mani salutando le bambine, no? Ecco, e adesso ora parliamo un poco, l'ho dita prima, svelte un poco, che è il gruppo ma qui che canta, sono i rappresentanti della Avevate, Associazione Veneta del Valle del Taquari, e c'è la comunità di Dottor Riccardo, fa parte di questo gruppo, quelli di qua, della Girardo, Giannieri e compagnia, quelli di Tinga, del Relvato e di Antagoni, per intanto che la gente di 5 comuni, 5 municipi che fanno parte di questa associazione. E loro, dopo mi disarà perché chi se veniste qua, vera? Per un scambio un poco di cultura veneta tra noi e loro là in Italia. Perché qua noi abbiamo le radici ben fonde, no?
i nostri nonni, bisnonni, quando venissero in Italia, i mega portati e mi ha insegnato tante belle cose. 3-4 cose sono importanti per noi, che loro mi ha insegnato e ha piantato qua, ancora noi siamo a cogliere i frutti di queste belle cose che loro mi ha insegnato. Una prima, come siamo qua stasera, udita che la nonna la diceva tante volte, bisogna pregare la corona, no? Se ricordiamo, vero? Bisogna pregare. Allora la preghiera, la fede al Signore, la devozione alla Madonna. Dopo di manchiamo Caravaggio, qua attorno tutti si fermano, anche altri qua alle 7 di sera, facciamo una celebrazione grande preparando l'emissione, ma approfittiamo il giorno della Madonna proprio, di Caravaggio, perché mi ha insegnato a avere fede. E la fede mi porta avanti. E se non era aver fede sti anni, sarebbe persi mesi o di più, nelle incrusillate, negli incrociamenti delle strade, i capitei che ancora in volta, poi si trova tutte le bande, tanti è diventati grandi, è diventati chiese, no? Ma era lì un marco, una socca che ha piantato di fede. E insieme che la socca siamo altri qua, in cui allora la fede, ringraziare il Signore, mettere la vita nelle mani del Signore e andiamo avanti. E le sta con questa forza di vita, di fede, di speranza che si è partito dall'Italia, perché se no al Signore mi porterà sul bastimento e addio papà, addio fratello, addio andiamo, se vedremo il paradiso, perché non era più comunicazione. Quello è facile, no? Perde ore se va qua in Italia, se vede là in quale, ma qui i tempi nell'80 e poco più o meno i nostri eventi. E qua mi ha insegnato un'altra cosa, mi ha portato là e mi ha insegnato altri, la vita di famiglia, vivere in famiglia, sapevano il nono, il rispetto, la suddivisione, insegnamenti, esempi, parole bellissime. Quanta cultura, quanta sapienza avevano i nostri nonni, senza sapere scrivere una parola e fare le meglio prediche del mondo. Che belle preghiere, no, che fa i nostri nonni, senza sapere scrivere una paroletta. La vita di famiglia, intorno alla tavolona lunga, 10, 12, 15, 18, fin 20 fiori, a volte 21, so di famiglie. E là, torno il nonno e la nonna, il papà e la mamma. Che bella questa vita. Allora la vita di famiglia, che non altri in cui bisogna cattarla su, da dire che è stata buttata via, tante bande. Come le belle la famiglia, vivere in famiglia, sentirsi famiglia, rispettarsi in famiglia. Che bella cosa. Un'altra cosa che non mi ha insegnato è stato il lavoro, no? Lavorare, e lavorare, e lavorare. In cerca, diceva, andiamo in America in cerca della cuccagna. Nanetto Pipetta lo dice, lo conta, no? Sapeva la storia, no? In cerca della cuccagna, una vita meglio. Là in Italia era più poretti che i ragni o i ratti della sacrestia delle Cese, no? Che non cata niente, e loro venesti in America in cerca della cuccagna, e qua i gacatai pignoli, i frutti, i gacatai trova proprio una terra fertilissima. Qua nel sud del Brasile ha fatto la cuccagna, ma i galaurà. Ma questo lavoro era un lavoro contento. Cantava su per le rive con la caretta, cattar su miglio, piantar miglio, sappare, e indea su per le montagne, se ricordiamo, no? Una famiglia, due della banda, e comincia a cantare avanti notte, poi dell'altra recosta, della che della risposta. E là che bello. E se dà un grido stasera, veniva a filò la casa che la Madonna stasera, che la cappellina che arriva, veniva stasera la via, veniva a filò, veniva là. E allora si fa che la vita, un scambio di vita, di coraggio
ed è festa anche, no? Perché i fa festa, i canti, i fa di tutto, no? Un'altra cosa che bisogna ricordare, che vi ho detto insieme con gli insegnamenti, è stata la onestà. Spartire onesti, rispettare, rispetto. Sapevano, no? Quante volte c'è la bacchetta quando si vede qualche cosa. La nonna, che sempre si dice qua, in Milano Santista tante volte che sono stati slevati assieme alla nonna per la nonna, a volte si fa i nostri malagni, ne detto a te, via per i potreri, una peada una, sassala l'altro, e la nonna mi correva di Dio che se scampea, immagina un po' la nonna con le sue gambe legge storte e non altri via per i potreri, zia potete scampare adesso ma stasera le ciappa al filo della polenta, se sapeva cosa voleva dire, bastea delle parole, stasera le ciappa al filo della polenta, la ora della tavola, vieni qua, perché te che mi hai rispettato fratello? Perché te che fai così? Perché te che hai rispettato sorella? Perché te che rispondesti a tua mamma, a tuo papà? Era la ora di mettere tutto a posto, che bello, in cui manca tante cose, in cui quando si era di snare, si era di olivare altri, un casale, una coppia era là, che parlava là nel ristorante, e era di parlare di come si può levare sui fiori in cui. Sarà che si può dare un tirone di rece in mega di mandare, già sapete che sarà il prete, in mega di ma sarà com'è che si fa in cui? Perché pare che sia via più. Se aveva referenze, se aveva cosa si può fare in cui? Vedi? Là nei ristoranti è stati là anche una ora e mezzo, 2 a parlare di come fare in cui questi giorni, questi tempi per slevare la famiglia. Che bello, no? Tirarsi il tempo a volte per pensare, per cercare la meglio maniera di vivere in famiglia. E la Italia come che si fa? Come che era la vita? Alessandro, dai qua aiutarmi un poco a parlare perché sono altri, no? E lui parla come noi altri calori e credi che noi sa, lui gli insegna, no? Te sei un insegnante, maestro, no? Ah? Sì, ma te sei buono parlare, allora parla un poco del vostro gruppo, dell'esperienza anche della gioventù e di quello che Valtteri vive là e anche l'impressione un po' del Brasile. Sì, c'è tante robe da dire. Allora parla. Questa qua a 3-4 ore. Se noi ci passò. No, speriamo che mi sia passato, se torniamo prima. Allora, quando caga da dirti. Allora, intanto, prima di cominciare a dire le cose che vediamo altri dentro degli altri, dentro la vostra comunità, è giusto che spieghiamo cosa che siamo altri e perché siamo qua. Noi altri siamo un gruppo di una quindicina di giovani, dai 19 ai 36 anni, e siamo venuti qua apposta per voi altri e apposta per noi altri. Siamo venuti qua per conoscere queste comunità dei Veneti, che i vostri antenati si partiti dalle nostre stesse terre, partiti da Vicenza, da Padova, da Venezia, da Treviso, da Beun, da Rovigo, da Verona e da tutte le cittadine della campagna. E come sei partiti? Sapete bene come sei partiti e gli altri sapete anche come sei arrivati. I nostri sa solo come sei partiti, per esempio. Gli altri non sapete cosa che sei capita là nel frattempo, perché le storie che vi raccontano altri della povertà che era, quando che i vostri antenati si venuti qua, la musica si sparia la povertà, ma c'era stata. Forse un poco manco perché era manco gente che mangiava, ma che era anche manco gente che lavorava. Qua, diciamo, questi 10 giorni che siamo stati qua, che siamo arrivati prima in Paraná, dopo siamo passati in Santa Catarina, adesso siamo qua in Rio Grande, e abbiamo, come si può dire, abbiamo sentito parlare di come che si arrivava, di cosa che capitava, roba che neanche non sapevamo neanche noi altri, di come che arrivava in nave, che era, se nasceva con te, il mare non aveva latte, che toccava tra dentro l'acqua, cure neanche da parlare, non aveva neanche da mangiare, figurarsi se vi era da curare la gente che si mangiava, e come che salì 36 lì, come che dice, non so, le nave,
si faticano, ma cosa deve stare da noi? Deve stare che in quei 130 anni che si è passato più o manco, gli altri qua che vi disboscare il matto, la foresta, e mi sono altri che vogliono disboscare guerre, perché muovo molto di guerre, come che sapeva, prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, specialmente queste due guerre, e sono state combattute tutte sul nostro territorio veneto, tutte e due, specialmente la prima, tutta quanta solo in Veneto, solo sulla nostra regione. E poi so immaginare cosa che vuol dire il passaggio degli eserciti, dell'esercito italiano, dell'esercito austriaco, di quello tedesco, di quello inglese, di quello francese, di quello americano, poi so immaginarle. L'altro giorno ieri qua, non mi ricordo di preciso dove, vi era un paesaggio che può essere uno dei nostri monti, magari del Monte Grappa, e che mi ho detto, è praticamente compagno che danno altri. E mi ho detto, sì, ma qua non che sei i busi delle bombe, perché danno altri, se adesso le montagne, che sei i busi delle bombe. Qua se vedi una grotta, o se una grotta che ha fatto un fiume, un rivo, o i dell'acqua che filtra in mezzo alle prie, danno altri, e i soldati che hanno fatto i busi, per nascondersi. Quindi, quello che aveva salvo altri, adesso mi viene un attimo di commozione che mi. Quello che gli posso ringrazare è che resta comunque la fame che vi partito o altri, o meglio i centenari, è la stessa che partito i nostri. E ora siamo qua, siamo giovani, saremo vecchi un domani, speriamo, se il Signore mi dà la grazia. E siamo qua per conoscerle, anzi per conoscersi. Siamo tosi da tutto il Veneto. Perché noi dobbiamo cattare tutti i veneti, andiamo in Paraná un poco di tempo, un poco in Santa Caterina e la maggior parte del tempo che passeremo per altri 4-5 giorni qua in Rio Grande, cambiando posto ogni 2 giorni, quindi siamo vagabondi proprio, andiamo di continuo di qua e di là. E perché siamo venuti qua? Siamo venuti qua, mica che la prima roba che ho capito venendo qua, dicendo che la gente va 2 settimane in Brasile e mi dice te vai a far festa? No. Te vai al carnevale, te vai a vedere le bestie dentro l'Amazzonia. E dico no, devo cattare i veneti. I veneti? In Brasile? Dove sei? In fondo, verso l'Argentina, penso che te vai e che te ne catti. No? E mi ha detto, come Veneti in fondo là? Come mai? Cosa che fai in fondo a questi Veneti? E ho detto, guarda che sei 5 sie, non sei una famiglia che sei partita, sei milioni, e parla come gli altri, sei come ti parla. E invece un po' che mi ho trovato una signora che passando in macchina e se mi fermavo un attimo salutarla e parlavamo in veneto, perché è italiano insomma, e parlando mi ha domandato dove sia, dall'Italia? Sì, dall'Italia. Capito? E ora i nostri non sanno che si qua e gli altri non sanno che siamo di là. Come è questa storia? Che gli altri non sanno che noi altri che siamo e i nostri non sanno che gli altri che si. Andiamo tra di noi altri la caccia che da qua e da Santa Maria, e quando che la viene su da noi altri, così vengono su da noi altri, nessuno, cioè la gente non si aspetta di cattare, noi sa, perché scuole non si dice, su scuole, sulla politica, sui giornali, non si dice che qua che sei milioni di veneti, come da Tasare, fa finta di niente. Non scherzo, non esagero se dico che il 95% dei veneti noi sa che qua sei veneti. E è brutto, perché è brutto? Perché vuol dire che non ti puoi fare come si dice, non ti puoi costruire un rapporto, una reazione se non ti sai che sei un altro da quell'altra parte. E in questi tempi che siamo qua, abbiamo capito che forse se arriva il momento, visto che
parliamo la stessa lingua, come abbiamo scoperto che abbiamo tradizione anche di mangiare, per esempio il far su il porco. Non che se nessuno, neanche in Italia, che sia bravo a far su il porco come i veneti. E se si bravi anche agli altri come gli altri, vuol dire che siamo compagni, o no? E cosa che abbiamo da dire? Esempi proprio piccole, orazioni che abbiamo sentito anche da qualche persona, qui proprio in Veneto proprio, sono state emozionanti, insomma, ecco. Mi pare sentire parlare mia nonna. Però quando che parliamo sia da noi altri che qua da voi altri, parliamo dei nostri vecchi, non è che parliamo dei nostri vecchi perché morti loro non che sia più niente, no, parliamo dei nostri vecchi perché abbiamo da ciappare il filo e portarlo avanti. Solo che adesso abbiamo capito in questi diesi che abbiamo due robe da fare. Abbiamo da ciappare il filo dei nostri vecchi, come che vedi mi parlo abbastanza pulito, sono abbastanza accetto il Veneto e quello che vuoi c'è me italiano. E qua sono contento di aver sentito tanti che parla, anche giovani, che parla sta nostra lingua, che è riconosciuta non dall'Italia ma dalla regione del Veneto, sì, è riconosciuta anche da organismi internazionali, da varie università, ma non dall'Italia. E il fatto di sentir messa in Veneto, dico la verità, sono un fià, come si vuol dire, invidioso, perché se io sì prima o altri di noi altri. Una roba che da qualche tempo che pensavo, aspettavo, chissà come che potremmo fare, e alla fine io avevo fatto prima o altri. Ecco, allora dicevo, parliamo la stessa lingua, che abbiamo visto tanta gente con gli occhi azzurri e i capelli biondi, no? Ecco che sicuro c'è un tratto che è tipico della nostra zona, se uno ciappare l'Italia, se te vuoi andare in cerca della gente con capelli biondi e occhi ceste, io che te vedi in Veneto, in Trentino, in Furlani, insomma, quella è la zona. Ecco, vediamo le stesse fisionomie, gli stessi tratti della faccia, lo stesso parlare, in maniera che si somiglia, il rapporto che si somiglia nella famiglia, con gli amici, con la gente che viene da fuori, l'ospitalità, con la fede anche. E ora dicevo che abbiamo scoperto che abbiamo due robe da fare. La prima è quella che sapevo usare, che abbiamo da ricettare il filo dei nostri nonni e portarlo in avanti. E la seconda è che abbiamo da zontarlo col vostro. Ecco, anche a volte che ricettare il filo dei vostri nonni, portarlo in avanti e se cattiamo a mezza strada lo zontiamo insieme da noi. Aspetta un attimo. Acqua. Ed dopo vorrei a mia parlare, perché lui non aveva mai fatto prediche, quindi sarà la vera, quindi anche che ne ha fatto tante ormai, no? Che bellezza, no? Così, questa è la cultura, la vita, la storia. Che bello sapere che avanti e noi là portiamo avanti cose belle. Basta, continuiamo così avanti, più uniti, più attaccati uno all'altro, per giuntarsi, per non perdersi per le strade di questo mondo. Bisogna andare in questa strada, che è una strada bella, bellissima, la strada dei nostri nonni, la nostra strada, e la strada, perché non dire, del Signore, che vivesse la vita con i suoi. E allora noi adesso vogliamo rinnovare questa fede che i nostri nonni sono nel nostro cuore. E in piedi allora preghiamo. Credo in Dio Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Cristo unico, nascesto della Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo, e sei stato crucificato, muore e sepolto, sotto Ponzio Pilato,
con fede, con speranza, portiamo al Signore le nostre preghiere e le nostre necessità. Dopo di ogni preghiera diciamo tutti insieme: ascoltami, Signore, tutti. Ai nostri nonni che partiu, ma che sanno altri valori come la famiglia, il rispetto, la cultura, preghiamo al Signore. Per i nostri discendenti di italiani, sia sempre pronti a portare avanti la cultura e insegnamenti assai per i nostri genitori, preghiamo al Signore. Ai nostri primi migranti italiani che venissero al Brasile in cerca di una vita meglio, preghiamo al Signore. Perché la Madonna illumini a tutte le razze e che tutti noi abbiano in testa la coscienza di che la mamma la benedisse e cammina in banda di tutti, preghiamo al Signore. Al coraggio dei primi migranti che quando qua arrivai, noi siamo desanimati con tutto quel che ha accattato e anche con tutto quel che ha passato nel navio, preghiamo al Signore. A tutti quei giovani che mai più si desanimano quando si ricorda che la vita la è mia come pensiero e che vagatori in Cristo la forza per superare tutte le difficoltà, preghiamo al Signore. Sì, proprio Signore, ascolta queste nostre preghiere che te le offriamo per mezzo di Gesù Cristo in unione con Spirito Santo. Amen. Questo è il momento dell'offerta della nostra vita insieme col pane e col vino. Dio che vuol bene a quei che spartisse e giunta con amore. Canta dell'offertorio in questo pane, in questo vino numero 34, pagina 41. Poter sentare così. In piedi, preghi fratelli e sorelle perché il nostro sacrificio per i nostri nonni e sia accetti da Dio Papà Onnipotente. Riceve il Signore per le tue mani questo sacrificio per loro gloria e sua vita, per il nostro bene e di tutta la sua santa Chiesa. Con queste offerte di pane e vino, Signore, vi domandiamo di ricevere la nostra vita, i nostri lavori, la salute e anche le malattie di tanti fratelli, la vita allegre, le difficoltà di tutti e che tutto si cambia nel corpo e nel sangue di Cristo in unione con Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie a Dio, al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. Sì, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fontana di salvazione. Darvi grazie sempre in tutti i posti a voi, Papà Santo, per Gesù Cristo, vostro dilettissimo Figlio,
per mezzo di lui che aveva fatto tutte le cose del mondo e lo che aveva mandato a noi altri come Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera del Spirito Santo, nascesto da Vergine Maria, per rispondere alla vostra volontà e fare un popolo santo, e è morto in te croce, distruggendo la morte e proclamando la resurrezione. Per questo mistero di salvazione, insieme agli angeli e ai santi e anche insieme con la Madonna, cantiamo. Veramente santo, fontana di grazia, tante, fontana di vita e di santità, vi domandiamo, santifiche questi doni col vostro spirito, perché i diventi per noi altri il corpo e il sangue di Gesù Cristo, vostro figlio e nostro Signore. Gesù, accettando liberamente la passione, il ciappa in mano il pane, rende grazie, lo spartisse e lo dà ai suoi discepoli dicendo: ciappè tutti e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per altri. E della stessa maniera, dopo la cena, il ciappa il calice, rende grazie e lo dà ai suoi discepoli dicendo: ciappè tutti e bevete, questo è il calice del mio sangue, il sangue della nuova e eterna alleanza, fatto per altri e per tutti, in remissione dei peccati. Fai questo in memoria di me. Ecco, fratelli e sorelle, il mistero della fede. Annunziamo, Signore, la vostra morte, proclamiamo la vostra risurrezione e aspetteremo il vostro ritorno. Celebrando in memoria della morte e resurrezione del vostro figlio, vi regaliamo Papa nostro il pane della vita e il calice della salvazione e vi rendiamo grazie perché mi avete fatto degni di essere qua nella vostra presenza e poter servirvi. E noi altri vi preghiamo che comungando il corpo e il sangue di Cristo potremo essere riuniti per il Spirito Santo in uno solo corpo. Ricordevi, Papa nostro, della vostra Chiesa seminata sopra tutta la terra, fela perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Benedetto XVI, con il nostro Vescovo Canisio, con le famiglie, con i gruppi, con tante persone che mi aiutano a portare avanti la vita e tutti i ministri del vostro popolo. E ricordate anche dei nostri fratelli e sorelle morti nella speranza della risurrezione. E questo momento è speciale proprio per ricordare i nostri genitori, no? I nostri nonni, parlava Alessandro, quei che arrestai la via, quei che sono morti nell'acqua, nei bastimenti, i nostri nonni, li ricordiamo. Ricordevi, Signore, di loro e di tutti i morti che hanno bisogno della vostra clemenza. Ci ameno insieme con voi nella luce della vostra vita.
preghiamo di aver misericordia di noi altri e demme a tutti la grazia di arrivare alla vita eterna, insieme con la Beata Vergine Maria, Mamma di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi, e che in tutti i tempi venga serviu per poter lodarvi e glorificarvi per Gesù Cristo, vostro Figlio. Deve la grazia del potere vivere costanti. E insieme preghiamo per Cristo, con Cristo e in Cristo, a voi che occupate potete, nella unità del Spirito Santo, onore e gloria adesso e sempre. Amen. Dobbiamo ricordarnos delle preghiere. Adesso con amore e fede preghiamo la orazione che i nostri nonni, le nostre mamme, le nostre nonne mi hanno insegnato. Quella è l'orazione che il Signore mi ha insegnato ai suoi apostoli. E allora insieme preghiamo. Padre nostro che sei nel cielo, santificarsi il vostro nome, venga avanti il vostro regno, sia fatta la vostra volontà, così in terra come nel cielo. Il pan nostro di ogni giorno dane in noi, perdonami le nostre offese, come noi perdoniamo a quelli che ne hanno offeso, e non lasciate cascare in tentazione, ma liberami dal male. Amen. Amen. Sì, che il Signore mi liberi di tutti i mali, mi liberi di tutti i mali, mi dai sempre la pace nel cuore, nelle famiglie, nelle comunità. E allora insieme preghiamo l'orazione della pace. Signor Gesù Cristo, che avete detto vi dassi la pace, vi dar la mia pace, non si guardare i nostri peccati, ma la fede della vostra Chiesa, e degli unità e pace, secondo la vostra volontà, voi che vivete e regnate con Padre, in unione con Spirito Santo. La pace del Signore sia sempre con voi. Se l'amore di Gesù il mega unio e anche la fraternità tra noi altri, no? Con quelli dell'Italia e del Brasile, siamo una sola famiglia. E allora anche bisogna darsi un struccone, un bacio uno all'altro, un saluto di pace. Salute e pace. Pace, tutto bene. Tutto bene. Pace, signora. La pace. Grazie, altrettanto. Agnello di Dio, che perdoni i peccati del mondo, dai pietà del mondo. Agnello di Dio, che perdoni i peccati del mondo, dai pietà del mondo. Agnello di Dio, che perdoni i peccati del mondo, deve la pace. Beati quei che si invitati alla cena del Signore, e beati quei che sono casa, nelle famiglie, nella tolla del giorno, di tutti i giorni spartisse il pane. E beati quelli che hanno il pane per spartire. Tanti lo capiranno, i nostri nonni ne hanno passato tanti, ma noi altri siamo beati anche perché abbiamo fede. Ecco, fratelli e sorelle, l'agnello di Dio, quel che perdona i peccati del mondo. Signore, il corpo di Cristo ne porti tutti alla vita eterna. Amen. Solvanti, so che la deputinga che 2 o 3 chi è ministro può venire qua. 2 e il padre spartire il pane del Signore.
pagina 75. La pagina 21, femo la ultima preghiera. Signor Dio Papà, vi ringraziamo tanto questa sera perché abbiamo potuto rivivere una bella parte della storia dei nostri nonni e nonne e che abbiamo ricordato un poco di quel che loro hanno fatto per noi là in Italia e qua in Brasile. Grazie Signore, grazie sì per la vita, per i genitori, per la comunità, per la salute e anche per la vostra bontà con noi. Questo ringraziamento Papà ve lo femo per mezzo di Gesù Cristo, vostro figlio e nostro fratello, che vive e regna insieme con Spirito Santo. Amen. Per un canto va alla fine, no? Allora la benedizione. E il Signore sia con Valtteri. Che il Signore vi mantenga sempre in salute, contenti per poter lavorare, giocare, ringraziare e vivere con fede. E vi benedica con la sua grazia. Nel nome del Papà, del Figlio Gesù e del Spirito Santo. Amen. La messa si è finita. Forza vedai, no, che è stata lunga. E allora potete in pace non dare, sentarvi ancora un poco, no? Ecco. E allora
che si pareggia un poco, aveva il libro in mano. Prima vorrei dirgli quante cose, e anche a quel libro da parlare che noi vorrei fare, un altro che abbiamo fatto, quelli putin, penso che sia stato dei primi che mi conosceva, che ha scominciato a cantare, no? Qua intorno un gruppo di cantoria, e mi ha chiamato su a San Marco, quella volta che devi essere là, pregare la messa, perché lei? Bergamaschi, proprio, e là che ho scominciato dopo che si era stato in Italia nel 93, arrivo a casa, non lo interpreta e ti tocca dirmi la messa in te, dico, sei matto, non doi che se l'ha visto, dico, sono buono, ma fermo, e forza con mia nonna mi ha dato una ciavata di queste. E dopo loro avanti con gli altri gruppi, a Relvado, dopo sono adagiato, abbiamo loro la giandira e mi abbiamo messo su e la messa a cantare, mi so ciacolare, allora che abbiamo fatto una doppia lì e che abbiamo fatto. E allora nella pagina 101, lì che loro il gruppo Cappel de Paia, e mi ho fatto la vive con la nonna, con la mia mamma che vive ancora, appena che la mia quancoi, fin peccato. E il pupale è partito, ormai loro due sono in cantina, struccarua per far vino. E ho fatto questa poesia un po' bucata su un po' delle storie dei nostri nonni. I seveniesti de là del mare, portando la speranza in te amala. E una nuova luce nel guardare coi suoi capelli de paia in testa, semenando nei monti e nei piani la vita bella dei italiani. Beppi, Toni, Giovanni, Angeline, Regine, Terese, patria, radice e certezze, italiani sono veri signori, ma pronte per il lavoro col sogno di essere dottori. I sendati sulla montagna e piantai su vignai, per cattare la cuccagna anche con le pezze di formai. E nella storia del Rio Grande gassà la sua marca ormai. Le man che semena la terra, le sequele che transa la paia, la dressa per fare i capelli che fa gli uomini più bei, e le ceste fatte di stroppe, e la impiria di impiene le botte. I ha fatto le cantine per le notte del filò, so in cantini bevea, e dopo dei piombi cantea, e finché il sole non rivea via delle botte l'indea. E quelle belle polentone fatte con amor per le nonne, le un bel ricordo per tutti nelle strade di questa vita, per vivere come i beati bisogna fare questa vita. E con quei capelli di paia venesti con tanta speranza, e si arrivai in questa terra per vivere con la famiglia, e noi altri potremmo proprio dire che abbiamo dei nonni la meglio eranza. E quando arriva l'inverno col freddo e la brina bianca, nel fogoler tutti intorno cantando perché niente che manca, e l'ora dice la parola, bisogna pregare la corona. E con la sappa, insieme ai capelli, sappa via le pesti anche a tocchi dei dei, il nonno sempre davanti contento, tutti i giorni via per le rosse, per cantare su formento, mille fasoie non mancare il pan per soffioi. E tutte le mamme quante laurate, come le musse le carghiere, tante brutte struziate, per slevar su sua famiglia, e che porta avanti sue strade senza tempo di farsi belle. I bambini si li fia proprio bei, nella tredesina di Sant'Antonio per dire rosari nei capitei, e così contentare i suoi nonni, portando in testa i suoi capelli, di pregare la corona, e era proprio buoni. E nelle feste di accesa poter mangiare bene e giocare, e anche cercarsi l'amorosa, sì, per dopo più avanti sposare, e anche avere la sua casetta per poter i suoi fiori slevare. E coi capelli di paia di mamma fatti nelle notte del piove e filò, nella luce dei giaretti, contenti insieme ai tosetti. Con questa storia di vita italiani sono proprio benedetti. La terra che ha dato i frutti per dare il pane a tutti, e in cui nella pace vivemo, con l'amore e fartura che abbiamo, senza niente altro da dire, cantando finché siamo da morire. Un po' con la storia dei nostri nonni, così da